Subito la riforma delle case di riposo. Basta tasse occulte, basta spazio ai privati, basta costi elevati per le famiglie. No alla chiusura degli ospedali voluta da Zaia. Risparmio energetico, treni veloci, energie rinnovabili, infrastrutture digitali. Usiamo subito i fondi dell'Europa senza inutili polemiche. Riduciamo le tasse per le imprese che investono in innovazione, attraggono talenti e generano lavoro. Sia l'autonomia che serve ai cittadini e imprese. No a quella in cui prima decideva Roma e poi il presidente della regione. Stop all'esodo di decine di migliaia di giovani che ogni anno abbandonano la loro terra perché non trovano opportunità e non vedono premiato il merito. Un Veneto più forte è possibile, con il Partito Democratico e Lorenzoni presidente. Committente responsabile Giuseppe Paviola.